Atmosfere Fusion. Vediamo qua la nostra lavorazione con Atmosfere Fusion. In questo caso qua lo facciamo nero con il foil color rame. Allora, dopo che abbiamo messo il nostro primer medio, andiamo a miscelare Atmosfere. Atmosfere è un materico a base calce di granulometria 0,6, è un materiale ideale per fare lavorazioni anche a spessore, cioè tipo la pietra zen, pietra spaccata, o anche lavorazioni con stencil e tante altre lavorazioni, effetto cemento, eccetera eccetera. Adesso andiamo ad applicare atmosfere per fare il nostro effetto zen, in cui andiamo ad usare questo zerbino decorativo. Andiamo ad usare una spatola così larga, sempre della nostra linea Decoriamo Noi, per lasciare più materiale. Il mio consiglio è, quando andiamo a fare questa lavorazione qua, di lasciare più o meno dal 1,5 kg a 2 kg al metro quadro. Ci andiamo ad aiutare anche con una staggia per lasciare le righe dritte. Possiamo iniziare la nostra applicazione. Quindi andiamo ad applicare atmosfere, in questo caso qua lo andiamo ad applicare in verticale, perché la nostra lavorazione con lo zen sarà in verticale. Ci facciamo più o meno una larghezza del muro che ci sta lo zerbino. Ok. Abbiamo lasciato del materiale sufficiente per fare la nostra lavorazione. Ci prendiamo più o meno la distanza del nostro zerbino. Quindi il mio consiglio è, se siamo su una parete, facciamo tutta la fascia, dopodiché mettiamo su la nostra staggia e andiamo a fare l'effetto. Una volta effettuato il primo pezzo, saltiamo all'altro pezzo. Come potete vedere, in questo caso qua c'è tanto materiale, no? Più materiale c'è, più sarà bella la lavorazione. Andiamo sempre a scaricare il nostro zerbino. Quindi man mano andiamo avanti con la nostra parete.
Una volta finita la nostra parete, attendiamo circa, dipende anche dalla temperatura, però il mio consiglio già di andare a vedere un po' tipo dopo una mezz'ora, che man mano andiamo a compattarlo. Una volta che la nostra parete è quasi non asciutta, cioè ha tirato bene il nostro materiale atmosfere, siamo pronti a compattarlo. Ci possiamo aiutare anche con un pochino d'acqua, quindi andiamo a spruzzare sulla nostra parete un po' d'acqua e leggermente, oppure possiamo spruzzarlo direttamente sulla lama della nostra spatola e piano piano andiamo a compattarlo. In questo caso qua il nostro pannello sono passati circa 25 minuti, abbiamo fuori una temperatura sui 24-25 gradi, quindi si è asciugato abbastanza bene. Quindi spruzziamo un po' d'acqua sia sulla spatola che sulla parete e andiamo leggermente a compattare la nostra lavorazione. Una volta che abbiamo applicato atmosfere, sono passate le nostre 24 ore, anche meglio se passano 48 ore per questa lavorazione qua, siamo pronti per pitturarlo. In questo caso qua andiamo a utilizzare il nostro top white in versione nera. Quindi ripeto, aspettiamo l'asciugatura completa prima di attaccare il foil, è importantissimo. Nostro top white in versione nera. Quindi una buona idropittura lavabile. Una volta terminata la nostra parete, in questo caso color nero, aspettiamo anche qui le 24 ore prima di attaccare il foil. Una volta che il nostro atmosfere con l'effetto Zen è perfettamente asciutto, siamo pronti a incollare il foil. Quindi qui abbiamo il nostro primer adesione pronto all'uso. Agitiamo prima dell'uso, bene bene, e lo andiamo a versare in un secchiellino. Un mio consiglio è di usare una retina, così quando andiamo a prendere, diciamo, il collante, il primer d'adesione con il rullino, lo portiamo in modo uniforme, guardate, quindi da non lasciare tanto prodotto sulla parete e di lasciare il giusto uniforme. Il mio consiglio per applicare il foil è di fare delle piccole strisce con il primer d'adesione più o meno largo come il nostro rotolino, eccolo qua, e applicare su la pellicola e poi man mano andiamo avanti. Stacchiamo sempre la parte superiore del rotolino dove avevamo incollato l'adesivo della dimensione del foil.
Quando applichiamo sul foil deve essere ben aderente alla parete, non dobbiamo lasciare tipo linee dritte o tipo piccole grinze, altrimenti quando poi lo stacchiamo vediamo tutti gli errori che abbiamo fatto. Ecco. Stendiamo bene il nostro foil e andiamo avanti con l'altro pezzo. Quindi stendiamo sempre bene il nostro primer d'adesione, bello uniforme, senza lasciare tanto materiale su. Andiamo anche a sovrapporre un pochino foil con foil. Guardate, proprio deve essere bello aderente su, in questo modo. E andiamo avanti con l'altro pezzo. Ovviamente se abbiamo una parete molto grande ci possiamo aiutare anche con un rullo. E lo raso, man mano andiamo avanti. Stendiamo bene il nostro primer di adesione, non lasciamo accumuli. Una volta terminata la nostra parete, attendiamo dalle 4-5 ore, anche se lo lasciamo di più, non c'è assolutamente problema. Quindi una volta passate le nostre ore, siamo pronti a tirarlo. Trascorse le nostre 5-6 ore da quando abbiamo applicato il foil sul nostro atmosfere, siamo pronti per andarlo a togliere. Vi ricordo sempre una raccomandazione: rispettate le asciugature. Atmosfere deve asciugare benissimo, anche a volte 2 giorni, lasciatelo asciugare e lasciatelo riposare. Quindi andiamo avanti, togliamo il nostro foil.